fatto amicizia, perché gente che probabilmente sa, che ha delle conoscenze molto fuori dal comune. Perché? Perché in questo momento si sta per verificare un qualcosa che deve cambiare la mente umana. Voi vedete tutti i punti interrogativi, quindi questo siete un po' straniti. Allora io ci posso andare, ditemi se queste non sono prove. E io sfido la scienza ufficiale, sfido la Chiesa, sfido il rabbino capo di Israele, sfido il Camufti del Cairo e sfido il Papa a smettermi. Li sfido pubblicamente. Io come conosco la Bibbia e la Torah, conosco anche il Corano, conosco anche i Veda. Per esempio, ultimo e poi si fa veramente festa, per me posso dare una certa e anche per voi c'è. Se io prendo l'induismo, abbiamo Dio Brahma, poi abbiamo Vishnu e Shiva. Ora, così non dice niente. Ma se io questo risposto, Abramo è il patrono degli ebrei, specialmente il patriarca del popolo ebraico. Vishnu, Ovis, la vedete. Shiva è il numero 7 ebraico. Ma guardate strano che Shiva, che si scrive anche così, se voi andate a controllare cosa c'era anticamente in Egitto nell'Oasi di Siva, c'era il tempio di Amon, dell'oracolo di Amon. E il numero 7 è il numero dedicato a Dio Amon. Il numero 7 è il numero 4. Allora, Sant'Andrea Naramaggio diventa Cruz. Se io prendo tutte le lettere, 1, 30, 20, Iode, Bau, 6, Zè mi sembra 8, domani la Iode 10. Allora, no, Z è da 7. Allora, 1 più 30, 31, 31, 51, 51 e 6, 57, 67, 74. Questo che è il nome Andrea in aramaico. E hanno messo tranquillamente le numerazioni sacre. 74, 7 della lettera D, 4 della lettera D, 64 della O, B-O. Do, re, mi fa sol, la, io sole, do, sol, soldo, denaro, iniziamo la lettera D con la lettera O, ha tutta la numerazione da Adonai, 66, ma qui 166 perché guarda la maglia del sole. E il famoso marchio della bestia è denaro, l'ho detto in un video, che si può trovare. Non solo. Il denaro, se voi l'avete visto, l'euro, se io sommo tutto quello che salta fuori, 288,88, perché sommare la moneta da un centesimo fino alla banconota da 500 euro, diventa 8 per 8 per 8 per 8, cioè 8 alla quinta, e mi diventa 2.760. Questo lo rimoltiplico 3 per 2 per 7 per 6 per 8, viene fuori 2016. Siamo nel 2016, nel 2016 il denaro deve sparire. Però c'è un piccolo problema, deve sparire il denaro, devono sparire le banche, devono sparire i banchieri e deve sparire tutto quello che è piramidale che non è affatto di gravità signore. Quindi le banche sono destinate a controllare una dietro l'altra. Tirando dentro il microchip qualcosa, si stanno filmando la sulla Genesi quando si vede di Giuseppe, il famoso suono delle macchie grasse in mare, stanno tranquillamente facendo il giochino di prestigio, tentando di mandare tutto sotto le macchie. Mentre un conto è essere sotto al faraone che è saggio, Giuseppe è saggio, perché in quel modo lì tutti si salvano, questi qua li mettono sotto le chiavi delle banche e in pratica le parole diventano tutti servi nel senso peggiore del termine.
non solo 3, allora vediamo un po', 3 più 2, 5, 7, 12, 12, 18, 26 girovano. Organizzato dall'Europa, 12 paesi dell'Europa, finiscono la seconda guerra mondiale per poter fare la guerra, per poter fare l'Europa, quindi si sono organizzati la guerra. Sono stati personaggi che a quanto pare parecchio a che fare con l'ebraismo. Ho detto la Torah, i numeri sacri 7 e 12, 7 e 12 1941, il Giappone dichiara guerra agli Stati Uniti, gli USA, questo è l'altro appellativo del dio oro, e l'ammiraglio Toro, guardate strano, ordina Tora, che vuol dire tigre, teoricamente, e questo erano d'accordo, ma sono fatto gli americani, quelli giapponesi, si sono messi d'accordo per scatenare la seconda guerra mondiale. Cioè, poche parole, era un dio. La Terra ha sofferto 2 guerre mondiali per la follia di qualche che voleva il potere, dovevano giustificare la creazione dello Stato di Israele, che non ha nessun senso. Credo che non ci sarà mai pace in Palestina. Lo shalom vuol dire grande pace. La grande pace ce l'avranno quando la terra lì ufficialmente non esiste. Perché non è una falsa. Io spero di non avervi stressato più di tanto. Visto che quelli che sono rimasti sono un po' ci sono rimasti. Pensateci un attimino. Io vi ringrazio dell'ascolto e voglio che riflettiate su quello che dico, perché certe cose sappiate che esistono. Se qui siamo a 4 gatti, ricordatevi che questa è la terra dei giusti, qui c'è il cognome giusto. E chi è Sant'Andrea? E c'è il giudice. Dove siamo? C'è un altro giudice questi oraggi? Sorbano? Sorbano del giudice? Grazie per avermi sopportato. Grazie.